Vi faccio un esempio, questa foto sulla copertina di questo mio primo libro che feci a Guerra in Corso, quando portai la foto di questa bambina, che era il 1° gennaio del 1993 a Sarajevo, incontro una bambina nel quartiere di Alipashno e sorride di fronte a una vetrina crivellata di proiettili. Mi sembrava un miracolo quel sorriso. Io avevo paura e lei sorrideva guardandomi. Quando portai questa foto al giornale per venderla, chi le deve... Guarda questa foto, c'è bella foto, peccato che ride, non c'è dramma. E non la comprò. E io dentro di me pensai che doveva essere quella la copertina del mio primo libro. La foto che per la stampa, per la grande stampa, non doveva essere pubblicata perché la bambina sorrideva e non era per terra colpita a morte da un proiettile. Per me questo sorriso è un sorriso contro tutte le guerre. È un sorriso nonostante i buchi dietro. È qualcosa che non potrai mai uccidere, neanche se la colpisci. È un sorriso che rimane e è un messaggio per tutti quelli che verranno dopo.